Avrebbe avvicinato una ragazza offrendole 100 euro e insistendo dopo un primo rifiuto avrebbe ritentato raddoppiando la proposta economica. Il racconto contenuto nella denuncia presentata alle forze dell'ordine dopo un episodio che sarebbe accaduto lunedì pomeriggio in zona aeroporto a Belluno e sul quale sono in corso verifiche. Una segnalazione comparsa nelle ultime ore sui social network ha acceso l'attenzione a Belluno. Secondo quanto riportato in un messaggio pubblicato in forma anonima sulla pagina Facebook 6 di Belluno Se, una giovane sarebbe stata avvicinata nel pomeriggio da una persona a bordo di un'automobile. Stando al racconto diffuso online, l'uomo avrebbe inizialmente offerto del denaro alla ragazza, aumentando poi la somma dopo un primo rifiuto. La giovane, sempre secondo quanto riferito dall'autore della segnalazione, avrebbe immediatamente contattato il padre, spaventata dall'accaduto. Nel post si legge inoltre che sarebbe stato annotato il numero di targa del veicolo, che potrebbe essere una Mini Minor. L'episodio risalirebbe attorno alle 17:15 e la polizia, informata dell'accaduto, sta valutando gli elementi raccolti fino ad ora. Al momento non risultano comunicazioni ufficiali da parte degli investigatori e la ricostruzione si basa esclusivamente su quanto riportato nella segnalazione pubblicata sui social. Per questo motivo ogni eventuale accertamento resta demandato all'attività delle forze dell'ordine. L'invito, anche da parte dell'autore del messaggio, è quello di evitare la diffusione di informazioni non verificate e di rivolgersi direttamente alla polizia nel caso si disponga di elementi utili o testimonianze relative all'episodio.